Salve a tutti, parliamo delle proprietà delle successioni. Quindi una successione è crescente se an più 1 è maggiore di an per ogni n. Sì, quindi il termine successivo è maggiore al termine precedente, è ovvio che significa questo. Ed è decrescente se n più 1 è minore di an per ogni n. Adesso abbiamo qui questo esempio di questa successione, 2n fratto n più 1, vediamo se è crescente o decrescente, potrebbe anche non essere nessuna delle due cose. E come facciamo a verificarlo? Calcoliamo an più 1 meno an e vediamo se troveremo qualcosa di positivo o di negativo per capire se siamo in questo o in questo caso. Allora, per avere l'espressione di an più 1, qui al posto di n dobbiamo mettere n più 1, quindi 2 per n più 1 fratto n più 1 meno an, ce l'abbiamo già scritta l'espressione. Vado qui a semplificare queste parentesi. Adesso dobbiamo mettere il denominatore comune che è n più 2 per n più 1. Quindi se questo n più 2 è stato moltiplicato con n più 1, allora anche il numeratore va moltiplicato con n più 1. Qui ho meno 2n, questo n più 1 è stato moltiplicato da n più 2, anche qui sopra dobbiamo moltiplicare con n più 2. Adesso andiamo a fare tutti questi prodotti e vediamo che praticamente quasi tutto si semplifica. 2n al quadrato meno 2n al quadrato, 2n più 2n sarebbe 4n, meno 4n si va a semplificare e ci rimane questo 2 fratto n più 2 n più 1. Allora ricordiamoci che questi n sono numeri naturali. Per qualsiasi numero naturale questa espressione è maggiore di 0. E quindi se an più 1 meno n è maggiore di 0 significa che n più 1 è maggiore di an, quindi questa successione è crescente. Un'altra proprietà è successione limitata. Allora, una successione limitata inferiormente se ogni termine è maggiore o uguale di una quantità fissata. È limitata superiormente se ogni termine per ogni n è minore di una quantità fissata ed è limitato sia superiormente che inferiormente se ogni termine è compreso tra due valori fissati. Vediamo il caso della successione n 1 fratto n. Abbiamo i termini a 1, 2, 3, 4, 1, un mezzo, un terzo, un quarto, poi avremo un quinto, un sesto. Non possiamo avere qui a 0 perché sarebbe 1 fratto 0. E allora, tutti questi termini sono maggiori o uguali di 0. In realtà sono addirittura maggiori di 0 perché non arriveremo mai a 0 qui, perché abbiamo un quinto, un sesto, un settimo, tende a 0 ma non arriviamo mai a 0. E an è anche minore di 1 perché tutti i termini decrescono e questo 1 è il più grande. Quindi questa successione è limitata sia superiormente che inferiormente, sta tra 0 e 1. Adesso anche questo, se abbiamo un limite superiore o inferiore, questo non significa necessariamente che questo sarà un termine a successione. 0 non sarà mai un termine a successione. Tutti questi valori tendono verso 0, perché abbiamo un quinto, un sesto, un settimo, però nessun termine della successione sarà effettivamente 0, ma non importa. Queste limitazioni possono anche non essere termini della successione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.